Segnate sul calendario la data del prossimo 28 gennaio perché quel giorno Belluno sarà il fulcro di una fra le iniziative legate alle Olimpiadi 2026 e ai grandi eventi con i quali il territorio deve cominciare a prendere confidenza. A portare il gotha dell'imprenditoria, dello sport e della politica nazionale e regionale sarà Confindustria Belluno Dolomiti, che in occasione della sua assemblea generale ha preparato un appuntamento che la presidente Lorraine Berton definisce strategico per programmare il futuro del nostro territorio. Sul palco del Teatro Comunale si confronteranno il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, Luigi Abete, presidente di Luis Business School, Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, Giovanni Malagò, presidente del CONI, Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, e il governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Il tema è apertissimo e gli industriali bellunesi l'hanno sintetizzato nel titolo Giochi di squadra, imprese, crescita e territorio, perché l'evento, spiega Lorraine Berton, dovrà essere uno strumento utile a programmare il futuro del territorio di ogni singola vallata. Sul tavolo ci sono le priorità individuate dagli imprenditori che chiederanno impegni precisi alla politica. Sarà un'assemblea concreta con messaggi forti e chiari perché l'impresa di montagna deve poter vivere e creare benessere, non sopravvivere, dice ancora con fermezza la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che in apertura farà una sintesi del suo bilancio di mandato e del suo primo anno al vertice del tavolo nazionale sport e grandi eventi interno a Confindustria. I lavori inizieranno alle 15 con prologo alle 12:30 a Palazzo Bembo per l'inaugurazione della sede dell'hub di Belluno di Luis Business School, una delle più prestigiose scuole di alta formazione del mondo, che aprirà a Belluno i corsi il prossimo marzo.